Buongiorno a tutti, ringrazio Angelo Rossi e Mocellin, Tri Vicentine dell'invito. È un'occasione per fare così una piccola riflessione, ecco, diciamo che... Benissimo. Il termine sostenibilità, insomma, è una coperta che ognuno un po' tira dove vuole, gli dà un po' un significato, un altro, insomma, ecco, cioè ci manca in questo momento qua dei riferimenti. Però vivendo una realtà aziendale come la nostra, ovviamente legata al territorio, legata a un aspetto storico, insomma Vicenza alla centrale latte, insomma è un peso, è un punto di riferimento importante. Cioè, vi posso citare alcune esperienze che ho fatto in modo diretto, alcune volontarie e alcune involontarie, ecco, se poi mi capite. Allora, innanzitutto abbiamo capito che la sostenibilità è ampia, parte dai produttori, arriva alle aziende, arriva al consumatore finale, il consumatore finale che si dimentica il latte in frigo, che mi chiama il giorno che scade, ma posso ancora consumarlo, questo latte o lo devo buttare. Ecco, allora sono sempre contatti in cui alla fine c'è questa coperta che parla di sostenibilità. Ma ridurre i rifiuti, ridurre gli sprechi, considerare le distanze che gli alimenti percorrono, sempre sostenibilità etica, sociale, ambientale. Ma ci siamo trovati in un progetto, e questo ve lo voglio raccontare. Abbiamo poi l'impatto ambientale, l'AUA, l'autorizzazione unica ambientale, anche questo è un approccio di concetto di ambiente preso in modo ampio. Ecco, una complessità a fare l'AUA per le aziende, però si può fare, ci si impegna e si documenta. Poi ci siamo trovati in questo progetto che è un consumatore particolare, esigente, che ha chiesto il nostro impegno. E qua abbiamo espresso il nostro concetto di sostenibilità. Dobbiamo sostenere una sfida che c'è stata, che ci hanno portato in casa. E questa sfida è questa. È il bambino prematuro nell'ospedale di Vicenza che ha bisogno di un sostegno, di una sostenibilità da parte del territorio, di essere aiutato per crescere. E questo come è avvenuto? Non parliamo di mucche, parliamo di altre cose. Parliamo di mamme che donano il loro latte. Noi ci siamo messi in gioco, abbiamo creato un centro di pastorizzazione e a titolo gratuito, in silenzio, ve lo dico adesso, non è che sui giornali queste cose non escono generalmente, ma a titolo gratuito, silenzioso e volontario controlliamo il latte, lo pastorizziamo e lo consegniamo al reparto di terapia intensiva neonatale di Vicenza per tutti quei bambini che nascono prematuri che solo nel latte materno di una mamma che dona trovano quello che hanno bisogno. Adesso mi emoziono perché questo non era previsto. Ecco, ho fatto apposta. No, per dire, ecco, una sfida che non abbiamo cercato, è nata dal territorio, è stato un contatto casuale. Effettivamente, quando me l'hanno proposta, ma io mi sono portato a casa un sacco di problemi, perché se questo lavoro non lo so fare bene, che danni posso arrecare al mio territorio, a chi vede in noi una garanzia di qualità e di sostenibilità di questi soggetti? È chiaro che il reparto dell'ospedale, il dottor Bellettato, ecco, il primario insomma, è in sintonia con noi, tutto è tracciato, tutto è documentato. Quello che vi posso assicurare è che abbiamo applicato gli standard più alti in tutti i processi. Ogni singolo biberon ha un codice univoco tracciato e registrato su una banca dati fino all'ultimo giorno in cui viene utilizzato. Ecco. Abbiamo per fortuna delle linee guida del Ministero che ci hanno aiutato a fare questo percorso. Bene, allora questa Blood, ecco appunto coinvolge l'ULSS 8 di Vicenza, la Croce Bianca che fa il servizio sul territorio e noi come unità di pastorizzazione. Abbiamo un ambiente, se qualcuno vuole venire a farci visita, anzi è un'occasione per vedere in cosa consiste questo progetto operativo ormai da 2 anni. Una cosa a piccoli passi si sta muovendo anche a Torino, per dire, ecco, non è un discorso che è esclusivo di Vicenza. A Bologna c'è anche lì un progetto che sta camminando, ecco. Si sta muovendo, ma noi siamo insomma, operativi da 2 anni. Ecco. Le mamme che donano vanno da 8 a 15 mamme
ogni settimana, ecco. E la mamma dona per circa 6 mesi il latte. Ecco, dopo al sesto mese entrano altre mamme, eccetera. Ecco. L'altro aspetto di sostenibilità, insomma, sapete, noi abbiamo, nel 2008 abbiamo fatto una centrale nuova, uno stabilimento nuovo, ci siamo trasferiti dalla sede vecchia, storica, che molti conoscono, di Via Medici, siamo passati a una sede nuova a Vicenza Est e diciamo l'ambiente è stato un concetto per noi importante da gestire e ci siamo avviati verso un sistema di gestione ambientale, la 14001 con CSQA, che andiamo appunto ad attuare regolarmente e a verificare, però la norma dice pensare una politica ambientale, organizzarsi per gestire questa politica ambientale e prefiggersi obiettivi. Cioè, se io mi metto solo la targhetta e non ho in mente questi 3 passaggi, riempio un contenitore vuoto, non do l'evidenza che sto facendo qualcosa di utile. E vi assicuro che nel momento in cui mi sono avvicinato a questo argomento, e qua sappiamo appunto valutare, gestire e controllare sui concetti di prima che ci hanno illustrato, arriviamo alle acque. Ecco, quanta acqua consumo nel mio stabilimento? Vi assicuro che l'argomento che mi ha detto muoviti, metti a fuoco questo tema, fallo urgentemente, fallo bene, è stato uno. In Via Medici io avevo 3 pozzi di acqua e pagavo 5.000 euro all'anno di oneri per il pescaggio dell'acqua. In Via Faedo non ho avuto possibilità di fare il pozzo. Ho dovuto collegarmi all'acquedotto di Acque Vicentine, adesso Via Acqua. Noi spendiamo 130.000 euro all'anno di acqua. Allora, un'azienda può sprecare quest'acqua? No. Deve adottare le politiche, ecco le politiche ambientali dove nascono. Se un bene costa, e questa è la cosa concreta, si applica subito. Non serve il CSQA che venga a dirmi che devo risparmiare sull'acqua. È l'obiettivo che mi sono posto dal primo giorno. Abbiamo costruito un stabilimento con l'ottica di risparmiare quest'acqua. Vi assicuro che in Via Medici la quantità d'acqua che veniva consumata non era misurata di fatto. Allora, l'ambiente va bene, dobbiamo impegnarci con obiettivi e con riferimenti precisi, ma assolutamente dobbiamo considerare che alcune risorse vanno gestite con l'ottica che se la utilizzi la paghi. Nel momento in cui la paghi vedrai che ne avrai rispetto di quel bene. Ma se non lo paghi quel bene non avrai rispetto. Questo dobbiamo dircelo se vogliamo un domani essere credibili verso una verifica esterna. Allora, misurare, porsi obiettivi, misurare, per noi come azienda è fondamentale. Ecco, si possono fare piccoli passi nel risparmio dell'acqua, non è che posso rinunciare a lavare gli impianti, assolutamente. Non è che posso pensare a togliere l'acqua dalle mie linee, ma il riutilizzo, il recupero, l'utilizzo di 2 volte o 3 volte della stessa acqua. Per dire, il primo risciacquo per noi è sempre l'ultimo risciacquo del lavaggio precedente, che ha un serbatoio di stoccaggio unico. La norma ci permette di gestire la cosiddetta acqua industriale, non solo l'acqua potabile. E l'acqua industriale è quell'acqua che io ho usato 2 volte, 3 volte. Allora, io penso che la centrale del latte in questo modo fa in maniera concreta un discorso di sostenibilità vera, misurabile ogni anno. E poi queste sono le cascate del Nardis, sono in Val di Genova, se qualcuno vuole andare a vedere. Trentino. Insomma, educare l'alleanza tra l'umanità e l'ambiente. Ci ha detto anche il Papa, direi insomma, di mantenerlo come impegno. Ecco. Ecco, questa è stata la parte, diciamo, che io ho vissuto in diretta. Ecco. La storia della Blood ovviamente è molto, molto, molto importante, ovviamente, coinvolgente. Ecco, e dopo questo aspetto del gestire un bene, nel momento in cui il bene costa,
diventa automaticamente l'idea di accelerare dove puoi risparmiare per il nostro portafoglio, ma anche per l'ambiente, diciamo, le due cose in questo caso sono parallele e si incontrano. Grazie.